Il cantiere per la bonifica e l'abbattimento del Residence Serenissima non si ferma. Procede infatti il lavoro per togliere l'amianto trovato nei collanti delle mattonelle di alcuni appartamenti. Una procedura che richiede precauzioni e cautele, tanto da isolare le stanze dove vengono fatti i lavori. Quando inizierà la bonifica, gli operatori dovranno utilizzare degli altri dispositivi che sono molto più pressanti rispetto a questi, con degli altri filtri, fin tanto che la fase della rimozione non verrà completata. Ora si entra nella fase del prefiltraggio. Le lavorazioni ancora non sono iniziate, per questo noi possiamo entrare in questo locale. Poi quando noi usciremo la ditta lo chiuderà e entreranno solo gli addetti. Avete visto cosa hanno montato su, che razza di attrezzatura, quali accorgimenti e come si lavora qui. Qui è come essere in sala operatoria praticamente. E quindi quello che all'esterno sembra un cantiere fermo, in realtà è una situazione di lavoro molto intenso e molto impegnativo e molto delicato, che serve proprio a fare in modo che le operazioni di demolizione avvengano in completa sicurezza. Questo alle mie spalle è uno dei 130 locali che verranno bonificati dall'amianto nelle 4 palazzine. Questo è quello che si vede al centro del complesso Serenissima. 2 le palazzine già battute, altre 4 quelle che attendono la bonifica e la successiva demolizione. Questo è quello che resta di quella che era l'ex moschea. Fissato per i primi di agosto il completo abbattimento. Entro il 22 luglio bonificheremo l'ultima e quindi poi demolizione nelle settimane successive, quindi insomma in agosto dovremo, rispettando questi tempi, il complesso Serenissima non esisterà più, sarà completamente abbattuto.